Ci hanno messo poco gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, guidati dal comandante Antonio Paolocci, ad individuare chi, per due diverse occasioni, in piazza Dante a Campo Sampiero, ha forato tutte e quattro le ruote di due veicoli di servizio. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato individuato un 56enne di San Giorgio delle Pertiche. Da una perquisizione in casa gli agenti hanno ritrovato la bicicletta usata per i raid vandalici, i vestiti indossati nelle due occasioni, oltre ad uno strumento appuntito usato per forare i pneumatici. Non solo questo però, perché in casa sono state trovate anche delle bombolette di vernice spray. Il 56enne, infatti, è anche fortemente indiziato di essere l'autore di alcune scritte ingiuriose nei confronti di alcuni amministratori locali di San Giorgio delle Pertiche. Dai primi accertamenti, l'atto vandalico contro la polizia locale e le scritte offensive rivolte contro gli amministratori locali pare siano riconducibili ad alcuni interventi eseguiti presso l'abitazione dell'uomo per soccorrere l'anziana madre, interventi che l'uomo non ha gradito e ha interpretato come un'intrusione nella sua vita familiare. Il 56enne è stato così denunciato per danneggiamento e possesso di strumenti ed oggetti atti ad offendere.